Oggi incontro tutto dedicato alle mamme. Quali saranno i temi che verranno trattati e un po' le curiosità tipiche poste dalle mamme solitamente? Allora, il primo incontro di questo terzo trimestre di programmazione è da ottobre che facciamo questi begli incontri in biblioteca. I temi trattati saranno molto vari, ci saranno professionisti di ambiti diversi, per cui andrà dall'allattamento all'educazione digitale, allo yoga per il pavimento pelvico, alla neuroplasticità cerebrale, quindi argomenti molto molto vari, per cui le curiosità delle mamme speriamo che trovino insomma la loro risposta in questa nostra offerta. Poi rimaniamo sempre aperti a domande, quindi è un incontro molto interattivo in cui le mamme hanno modo proprio anche di porre domande, insomma di confrontarsi tra loro. Quindi ci teniamo molto e contiamo che possa essere gradito. Quindi sono incontri molto gettonati dalle neomamme, ci sembra di capire. Assolutamente, assolutamente. Sì, è importante la prenotazione proprio perché lo spazio insomma è contenuto, però è molto molto confortevole, c'è tutto quello che si può servire dal fasciatoio, i cuscini per l'allattamento, quindi davvero super coccolate. C'è un augurio che vuole fare alle mamme, un invito che vuole fare alle mamme che ci stanno guardando? Allora, un augurio che faccio è di trovare sempre risposta a dubbi, perplessità o domande, perché da mamma e neomamma so che spesso magari c'è qualche dubbio, qualche perplessità, qualcosa che poi inizia ad attanagliare. Invece se c'è qualche riferimento, qualche professionista da poter contattare o anche una mamma su cui potersi appoggiare per avere un po' di conforto o delle risposte, insomma credo sia molto prezioso.